Fradei Padani, Fradei Veneti, ciao a tutti dal Veneto. Già qualcuno ha detto, ho ascoltato i precedenti colleghi, i capigruppo, hanno parlato quasi tutti del momento difficile che stiamo vivendo. E io credo che si possa ripartire da un momento difficile così più forti di prima. E credo che come Veneti in questi due anni di mandato regionale abbiamo fatto molto e adesso mi perdonerete se andrò anche ad elencare ciò che stiamo facendo e ciò che vorremmo fare a livello veneto, ma credo soprattutto che noi dobbiamo ripartire su quella che è una Lega, e ho visto il nuovo statuto a livello Lega Nord che è stato presentato, un nuovo statuto che parla di nuovi poteri, una confederazione delle leghe nazionali. Credo che questo sia un tema importantissimo. Noi dobbiamo ripartire dal territorio, dobbiamo ripartire dai nostri sindaci, dai nostri amministratori che sono la forza del nostro territorio. Guardate, poco tempo fa noi abbiamo fatto un sondaggio a livello veneto come gruppo regionale sul riposizionamento della Lega Nord e ho visto che alcuni punti di forza e alcuni punti di debolezza che la Lega Nord ha sono chiari. Alcuni punti di forza sono la capacità che noi abbiamo di stare sul territorio e la competenza che viene data ai nostri amministratori locali. Questa è una forza che ormai ci viene riconosciuta da parecchio tempo. Qual è il punto di debolezza che prima era un nostro punto di forza e che noi purtroppo in questo momento, a causa delle cose che ci sono accadute, rischiano di toglierci un po' di serenità? Era il tema dell'onestà e la trasparenza. Sapete chi l'ha preso? I grillini. Ecco i voti dove sono andati. Su questi dati qua noi dobbiamo ripartire. Questo è un punto di debolezza che deve tornare punto di forza per la Lega Nord, assieme alla competenza dei nostri amministratori locali, perché solo partendo dal territorio noi possiamo ricostruire. Questi sono dati chiari e inequivocabili che escono da questi sondaggi. No alle divisioni, l'ha già detto più di qualcuno, lo ripeto perché è un tema comunque fondamentale, hanno detto tanti amici capigruppo, dobbiamo evitare le divisioni interne, lo dico anche all'interno del mio gruppo consigliare, che insomma momenti di frizione ci possono anche essere stati, però in questi 2 anni noi abbiamo portato a casa i risultati perché fino ad ora siamo stati uniti con un'unica battaglia, quella di arrivare fino al 2015 per riconquistare con Luca Zaia per la seconda volta la Regione Veneto. Questo è il nostro obiettivo. Cosa stiamo facendo? Allora, come gruppo consigliare abbiamo messo in piedi azioni secondo me importanti, abbiamo dato vita a Plancia, che è uno strumento di management politico che serve ai consiglieri della Regione Veneto per essere informati costantemente e quotidianamente su quello che è l'andamento non solo della Regione Veneto ma anche di tutte le altre regioni italiane e dello Stato, del governo centrale su tanti indicatori che possono essere l'economia, il sociale, le infrastrutture, e questo ci permette di essere sempre all'avanguardia e portare avanti progetti di legge mirati sul territorio. Abbiamo dato vita alla scuola quadri per tutti i militanti, ma anche una scuola quadri di alta formazione in collaborazione con la Scuola di Direzione Aziendale Bocconi di Milano per 30-35 giovani all'anno che vengono a formarsi in maniera specifica e tecnica, giovani amministratori, sindaci, consiglieri comunali, assessori che noi dobbiamo formare per far sì che arrivino a poter governare i nostri comuni, province e chissà mai regione, magari finita l'era Zaia avremo già qualcuno pronto a prendere in mano la prossima regione. Formare i giovani, la nuova classe dirigente, questo deve essere un dogma per noi leghisti. Abbiamo dato vita a Officina Veneto. Officina Veneto è un laboratorio assieme alle categorie permanenti per dialogare con le categorie economiche, soprattutto in questo momento, e produrre effettivamente delle proposte efficaci, perché non possiamo soltanto parlare e non produrre niente di concreto. Dobbiamo andare verso questi imprenditori veneti che si stanno suicidando in questi giorni. Dobbiamo dare delle risposte concrete per la situazione economica, che credo essere negativa non soltanto in Veneto, ma purtroppo anche nelle altre regioni.
In questi 2 anni, grazie a un gruppo che è stato compatto, e guardo i miei, li saluto, e deve rimanere compatto in Regione Veneto perché dobbiamo portare a casa tante altre battaglie, abbiamo fatto il nuovo statuto della Regione Veneto, la nuova legge elettorale, il nuovo regolamento dell'Aula. Erano 15 anni che il governatore Galan non era in grado di fare queste cose. Noi avevamo un regolamento, signori, che penso che nessuna regione a livello italiano avesse come avevamo noi, un regolamento che ci impediva di portare a casa qualsiasi legge a causa di emendamenti ostruzionistici che venivano portati avanti dall'opposizione, che ci impedivano di portare a casa le leggi. Abbiamo cambiato questo regolamento, in Regione Veneto ora vengono tagliati completamente, dimezzati i tempi di intervento, e adesso dopo 30 ore di aula si vota, qualsiasi sia il provvedimento che si porta, dopo 30 ore di aula si vota la cosiddetta legge Tagliola. Questo è stato fondamentale perché ci ha permesso, oltre a fare il nuovo statuto e la nuova legge elettorale, che guardate bene ci ha permesso anche di tagliare i costi della politica veneta. Siamo passati da 60 consiglieri regionali a 50 consiglieri regionali in Regione Veneto. Abbiamo tagliato gli stipendi dei nostri consiglieri del 25%, di consiglieri e di assessori, una risposta importante che volevamo dare ai veneti e un po' a tutto il nostro elettorato. Con questo nuovo regolamento siamo riusciti a portare a casa il nuovo piano sociosanitario. Sentivo prima il collega del Friuli, mi pare, che parlava del proprio piano. Dopo 16 anni la Regione Veneto ha il nuovo piano sociosanitario e siamo riusciti a fare queste riforme proprio perché prima abbiamo cambiato quella che era l'organizzazione della macchina interna. Questa è stata la vera sfida dell'amministrazione Zaia, che ci ha permesso di portare avanti, di portare ancora per il futuro altre nuove proposte interessanti. Un piano sociosanitario che risponde ai veneti e che pensa, a differenza di quanto faceva Galan, di fare meno ospedali in project financing per accontentare qualcuno e investire invece in tecnologia e investire invece nelle professionalità dei nostri infermieri e dei nostri medici. No ospedali come quelli che abbiamo fatto a Mestre, 1.200 milioni di euro, specchiato, caldo d'inverno, freddo, il contrario, è esattamente freddo d'inverno e caldo d'estate con le vetrate, si spende un sacco di costi di esercizio perché qualcuno voleva fare probabilmente qualche investimento. Non ci servono tanti ospedali, ci serve una sanità di livello con reti cliniche importanti sul territorio, con l'emergenza e urgenza che arrivi in qualsiasi parte del Veneto. Per esempio guardo ai nostri territori bellunesi che sono effettivamente in una situazione di criticità, un piano che deve andare incontro alle esigenze e alla qualità del servizio sociosanitario, non all'interesse di pochi che speculano sulla costruzione degli ospedali. Questa è la parte importante di questo piano sociosanitario. Una riorganizzazione degli enti regionali. Siamo passati da 22 partecipate a 12. Le regioni, ma in particolare la Regione Veneto, deve tornare al core business del proprio fare, che deve essere quello di puntare ai servizi al cittadino, no decine e decine di partecipate che servono soltanto a buttare via i soldi. Le risorse dobbiamo tirarle fuori all'interno della regione con le professionalità, quindi sforbiciare da questo punto di vista e tagliare. Noi la spending review abbiamo cominciato a farla ben prima di quando la stava facendo il nostro carissimo Monti. Altro intervento importantissimo che stiamo portando avanti, il patto per lo sviluppo del Veneto, 1.200 miliardi, sentivo che anche gli amici del Piemonte lo stanno facendo, mi complimento con loro perché puntare sulle attività produttive, sull'occupazione, sui giovani è l'aspetto fondamentale se vogliamo ripartire. 1.200 milioni di euro sul patto per lo sviluppo e le misure anticrisi, un cosiddetto fondo, a me non piace chiamarlo così, l'hanno ribattezzato purtroppo
fondo antisuicidi. Il termine non è bello, però di fatto la problematica è proprio questa. Noi abbiamo i nostri piccoli e medi imprenditori che a causa della poca liquidità si stanno togliendo la vita perché non riescono a mandare avanti le proprie aziende. Con questo noi abbiamo voluto dare risposta ai nostri imprenditori in difficoltà, gente che ha bisogno magari anche di 20-30 mila euro, perché purtroppo le nostre banche, credo non solo quelle venete ma quelle nazionali, stanno chiudendo i cordoni delle borse e purtroppo mandano in crisi il nostro sistema regionale. Ecco, questi sono i grandi interventi che dobbiamo fare e che stiamo facendo. Punteremo ancora di più sulla qualità non solo della sanità e del turismo, che sono già eccellenze in Veneto, ma soprattutto sull'occupazione giovanile. Permettetemi un ultimo, e poi vado a chiudere veramente, alcune proposte che io vorrei fare, le ho già sentite anche dai nostri responsabili a livello nazionale. Credo che una battaglia vada fatta per i nostri sindaci a togliere questo maledetto patto di stabilità. Noi dobbiamo dare una risposta ai nostri amministratori che sono in difficoltà. Dobbiamo fare una battaglia a livello nazionale per togliere il patto di stabilità, perché ci sta uccidendo, non permette ai nostri sindaci di fare investimenti e non permette di pagare le nostre aziende che aspettano i soldi purtroppo dalla pubblica amministrazione, e sono tantissime. Questa è una prima battaglia da fare. La battaglia sull'IMU: i sindaci devono partecipare quando si fanno le organizzazioni, quando si fanno gli incontri sulle piazze contro l'IMU, perché l'IMU è una tassa ingiusta e va tolta soprattutto sulla prima casa, perché ci sono persone, purtroppo anche pensionati o gente che ha ereditato la casa, che non è ricca e ha la pensione sociale e si trova 500-600 euro di IMU sulla prima casa semplicemente perché magari era una casa vecchia, ereditata, e voi sapete che le case vecchie, a differenza di quelle nuove, sono anche, ahimè, grandi, ma sono anche più costose da mantenere, e mettiamo in ginocchio questi anziani e questi operai con 1.200 euro al mese. Questa è una battaglia giusta che va fatta. Abbiamo proposto col Presidente Zaia, so che è una proposta forse che difficilmente verrà accettata, non è neanche una provocazione perché si può fare, è che a livello nazionale sicuramente non ci permetteranno di farla, che è la regionalizzazione del debito pubblico. Se noi ci prendiamo come regioni del nord la nostra fetta di debito pubblico, noi abbiamo fatto il conto in Veneto, ci prenderemo 153 miliardi di euro. Bene, noi abbiamo un residuo fiscale di 18,7 miliardi di euro che diamo a livello nazionale. Bene, noi in 15 anni ci paghiamo il nostro patto, però poi andiamo fuori dalle palle, ci lasciate le nostre tasse sul territorio. Questa è la sfida. Se le regioni del nord sono in grado di pagarsi la loro parte di debito pubblico, ma poi ci devono lasciare l'autonomia fiscale. È una battaglia dura e forte, mi rendo conto, però forse varrebbe anche la pena di metterla in gioco. Riforma della giustizia, vi chiedo, l'ultima cosa la chiedo ai nostri esponenti nazionali, va fatta, perché i nostri imprenditori sono in difficoltà, semplicemente perché anche in questo momento c'è chi ne approfitta. Se io ho un credito nei confronti di qualcuno, ho un debito, anzi meglio, e non pago, quella persona lì mi può fare anche causa, ma quando è che avrà ragione? Fra 10 anni purtroppo, e nel frattempo fallisce con la propria giustizia, con quella nostra giustizia italiana, che è tremenda, è una giustizia che mette in ginocchio le imprese venete. La riforma della giustizia va fatta anche da questo punto di vista, non solo sull'aspetto penale. Chiudo, so che sono stato lungo, chiudo con una nota di dolore, perché proprio in questi giorni abbiamo votato a livello regionale una mozione per dare l'autodeterminazione a 3 comuni del Veneto, Sappada, Cinto Caomaggiore e Lamon, ancora nella scorsa legislatura. Vedete, dispiace fare questa cosa perché è un pezzo di Veneto che se ne va, ma se siamo leghisti siamo per l'autodeterminazione dei territori, e quindi se il popolo chiede di poter votare e di staccarsi è giusto dare al popolo questa possibilità. Poi dovranno decidere a Roma, però guardate, la colpa non è del Veneto o dei mancati servizi del Veneto,
come non è neanche colpa dei vicini amici del Friuli o del Trentino, perché sono regioni a statuto speciale, perché in verità dovremmo essere tutte regioni a statuto speciale. La colpa è di questo Stato maledetto e della Roma centrale che ci porta in queste condizioni a veder strappare a morsi pezzi di Veneto perché non siamo in grado di dar loro competitività. Questa è un'ingiustizia che va denunciata. Grazie amici, scusate, viva la Padania, viva il Veneto. Grazie a Federico Caner.